Stordita con una bottigliata in testa, in bocca un pezzo di tessuto, un reggitende per non farla gridare, 22 coltellate tra il collo e lo sterno, una delle quali inferta con così tanta violenza da spezzare la lama rimasta conficcata nel petto, il seno nudo coperto infine con una vestaglia, il pavimento parzialmente ripulito dal sangue con il maglione della vittima, poi ritrovato su una panchina. È questa la scena che si presenta la sera del 29 gennaio 1991 ai primi che entrano nella pasticceria di via Roma a Roncade, dove Sandra Casagrande, 44 anni, giace ormai senza vita. Nel negozio sopra il quale la donna, vedova da 11 anni dopo il suicidio del marito Luciano Vio, abita, un vassoio di paste che stava preparando. Chi e perché abbia riversato quel martedì la propria furia cieca sulla 44enne non è stato dato finora di sapere. Spigliata, avvenente, subito si fa strada la pista passionale. La lista è di una decina di sospettati tra le province di Treviso e Venezia. Perquisizioni, acquisizione di testimonianze, un clima ostile e omertoso, così lo descrive l'ex procuratore di Treviso Antonio Foiadelli, sospettato ma mai formalmente indagato l'allora maresciallo dei carabinieri Giuseppe Gentile, morto nel 2021, mentre accertamenti formali vengono svolti nei confronti di un impiegato comunale e di un commerciante. Finisce con delle archiviazioni, il responsabile rimane senza nome. Nel 2009 la procura di Treviso riapre il caso. Da 3 banconote da 10.000 lire macchiate di sangue rinvenute nel distributore di benzina self-service di Biancade di Roncade, dove l'assassino si è fermato a fare benzina, ci sono il DNA di Sandra e tracce organiche di un altro soggetto. L'esame genetico scagiona tutti quelli che fin lì sono stati sospettati. A gennaio 2010, alla trasmissione Chi l'ha visto, una telefonata anonima accusa un uomo in divisa molto influente che la sera del delitto era in pasticceria con le tante persone accorse sul luogo dell'omicidio. L'attenzione torna sull'ex comandante Gentile, ma per l'allora procuratore Michele Dalla Costa non ci sono elementi tali da riavviare le indagini. Ora, a distanza di 35 anni, la vera svolta, gli inquirenti hanno in mano un DNA che coincide con quello collegato al delitto e quel DNA ora ha un'identità.